Allora, non sapete quanto mi mettete in difficoltà in telecronaca quando, come stasera, ci siete tutti e due, perché Bartolo, abbiamo qui il capitano Niccolò Bartolo e il portiere Natale Bartolo, tra l'altro anche stessa iniziale del nome. Tra l'altro. Allora, lasciamo per primo il nostro portierone, bentornato intanto in Grazie, campo. grazie. Come stai e le tue sensazioni per questa partita da dentro o fuori di Coppa? Allora, io personalmente sto bene, vedo anche la squadra che sta bene e molto emozionati perché è il primo obiettivo della stagione e dobbiamo sfruttarlo al massimo. E quindi speriamo vada decisamente come deve andare. Ecco, capitano, l'ho chiesto tante volte quando è successo questa cosa del doppio impegno ai tuoi compagni, personalmente come stai preparando dal punto di vista fisico, atletico questo doppio impegno? Giochiamo oggi e poi venerdì fuori, anzi sabato, questo weekend fuori casa. Beh, ci siamo allenati lunedì e ci siamo allenati molto bene, abbiamo preparato la partita nel miglior modo, speriamo di affrontarla con il giusto spirito e poi pensiamo a questa sera e sabato è un altro capitolo, insomma. Natale, per quanto riguarda il ruolo di portiere, venerdì in campionato con la vittoria sul Moniego abbiamo visto i due tuoi allievi, diciamo, chiamiamoli così, no, sia Bayram che Christian hanno fatto un'ottima partita. Dicono tutti e due che prendono spunto da te e da Davide. Allora, questo ci rende molto orgogliosi e sia io che Davide puntiamo tanto su loro perché l'età avanza ed è giusto il momento che loro si facciano vedere e che diano un aiuto in più alla squadra, non solo in allenamento ma anche in partita. Capitano, l'ultima domanda, poi vi lascio andare giustamente a parlare con il mister, ma questo ruolo di responsabilità, ne abbiamo già parlato, verso tutti i tuoi compagni, ma soprattutto verso i più giovani, come sta maturando di giorno in giorno e se vedi una crescita da parte del gruppo? Bah, sicuramente sì, la crescita da parte del gruppo c'è e sono molto fiducioso perché comunque abbiamo un gruppo molto affiatato e questa forza qua del gruppo ci sta portando abbastanza a toglierci qualche soddisfazione e niente, cercherò di lasciare quello che riesco qui ai ragazzi anche perché insomma l'anno prossimo è un altro capitolo, si vedrà cosa succederà per me. Va bene, grazie, in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo tra Grazie. poco in diretta sul Grazie a nostro voi. canale YouTube.